È partita l'avventura del calcio veneto alla conquista del Torneo delle Regioni che quest'anno si disputerà in Liguria. Da Via della Pila a Marghera, la partenza a bordo di 2 pullman verso Chiavari, dopo il raduno nella sede del Comitato regionale del Veneto della Federazione Italiana Gioco Calcio. 4 le rappresentative che difenderanno i colori del Veneto: Under 15, Under 17, Under 19 Juniores e la femminile Under 23. Fanno parte della spedizione del Veneto 104 partecipanti, con in testa il presidente del Comitato Veneto della FIGC, Giuseppe Ruzza. Giuseppe Ruzza, allora il Veneto protagonista al Torneo delle Regioni, ci racconti un po' come sarà questa spedizione? Sono molto contento del lavoro che è stato fatto. È chiaro che il torneo della regione sono partite secche, non è un campionato dove puoi sbagliare e puoi anche recuperare, qua quando sbagli è difficile recuperare. Il movimento del calcio veneto è in salute. Gli atleti sono della Lega tesserati come Lega dilettanti, sono 34.730 a 2 giorni fa, mentre del settore giovanile sono sui 75.000, cioè i numeri pre-Covid, quindi questo ci consola un attimino di tutte le preoccupazioni che la riforma dello sport sta creando. E a metà viaggio non poteva mancare l'incitamento.